12 famiglie rimaste senza casa, un ragazzino nigeriano di 12 anni portato in ospedale perché leggermente intossicato insieme ad un'altra persona. Questo è il bilancio dell'incendio che questa mattina ha distrutto un appartamento all'interno di un condominio di Via Aspetti nel popoloso quartiere dell'Arcella. La colonna di fumo nero è rimasta visibile per ore da tutta Padova. Le fiamme sono divampate intorno alle 8:30 in una mansarda all'ultimo piano di questa palazzina abitata per lo più da immigrati. Arrivati sul posto, i vigili del fuoco hanno subito portato in salvo i residenti. Ci sono volute ore prima che lo stabile fosse completamente sgomberato. Durante lo spegnimento del rogo, infatti, i pompieri si sono accorti che in un appartamento dormivano 3 stranieri, ignari delle fiamme e del fumo. Le cause sono ancora in corso di accertamento. Forse il rogo è stato provocato da un cortocircuito e le fiamme hanno attecchito rapidamente, visto che il soffitto della mansarda è in legno. Il condominio è stato dichiarato inagibile. In poche ore i servizi sociali del comune hanno trovato degli alloggi temporanei per le 12 famiglie evacuate. Le operazioni di soccorso e di spegnimento dell'incendio hanno paralizzato il traffico dell'Arcella bloccando il tram. L'alimentazione elettrica del mezzo è stata disabilitata per qualche ora per garantire maggiore sicurezza agli operatori. Sul posto anche il vice sindaco di Padova, Andrea Michalizzi. Stiamo verificando da una parte le condizioni delle famiglie che non possono utilizzare gli appartamenti, ma dall'altro anche facendo i controlli per capire eventuali situazioni di irregolarità.